Sempre meno prenotazioni nelle agenzie di viaggi, colpa della crisi o di internet? Penso che la colpa sia della crisi, prevalentemente soprattutto la crisi sicuramente. Internet diciamo che può essere stata può essere stata colpa di internet inizialmente e l'impatto per l'agenzia di viaggi, poi penso che anche noi agenzie di viaggi ci siamo adeguati, abbiamo usato lo strumento internet per poter lavorare meglio e poter essere anche su internet, presenti anche online. Ok, quali sono i vantaggi della prenotazione in un'agenzia di viaggi rispetto a una prenotazione online? Allora, il vantaggio di prenotare un'agenzia di viaggi innanzitutto è l'agenzia di viaggi, voglio dire che il cliente deve innanzitutto prima scegliere un'agenzia di viaggi, perché un'agenzia di viaggi si sceglie, perché ci sono tante agenzie di viaggi come ci sono tantissimi altri negozi di altro genere, un cliente normalmente lo sceglie. Il fatto di aver poi scelto l'agenzia di viaggi deve essere prima di tutto un'agenzia di viaggi autorizzata, avere tutti i requisiti e quindi avere del personale innanzitutto professionale, specializzato, e penso che a differenza di quello che uno può fare su internet, perché su internet possiamo fare tante cose, però determinate cose no, cioè voglio dire, noi possiamo offrire una consulenza continua su certi tipi di viaggi, abbiamo dei clienti che fanno dei viaggi con destinazioni varie, per qualsiasi motivo, con dei servizi vari, quindi con diverse prenotazioni che possono essere da un viaggio aereo con diverse compagnie, con alberghi, con transfer e così via. Noi diamo un'assistenza continua per qualsiasi tipo di esigenza, un consiglio. Ecco, penso che possiamo sempre far valere una personalità e un consiglio continuo sul cliente, che è diretto.